Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso e bentornati su Crusader Kings 3 con il Giappone del casato dei Minamoto. Mentre parlo vi lascio osservare la mappa dall'alto per vedere insomma cosa sta succedendo nel mondo. In questa partita vi ricordo io giocherò di ruolo, estremamente di ruolo, quindi seguirò diciamo, le propensioni di ciascun personaggio e mi muoverò poi di conseguenza in base a quello che ci capiterà nel gioco e quindi nella storia, andando proprio a seguire questa dinastia dei Minamoto che nessuno vieta possa anche sparire addirittura, perché comunque vi ricordo che gioco ad un Iron Man come ogni mio gameplay, anche quello su Berluscotti avevo giocato in Iron Man e infatti poi si è vista e si è visto com'è finita, però quella è un'altra serie. Vi metto tra l'altro adesso il link qui in descrizione se non sapete di cosa sto parlando e volete darci un'occhiata. Allora signori, andiamo in Giappone perché noi qui operiamo, qui siamo, come vedete il Giappone è ancora una costellazione di diverse cittadine che si danno la guerra, sono proprio dei regni e come ovviamente il nostro regno preferito è quello dei Minamoto, non solo perché noi stiamo giocando con i Minamoto, ma anche perché sono particolari. Mi è piaciuto il discorso che possono prendere il comando già di un'isola e infatti come vedete la disposizione dei blocchi all'interno di questo Giappone fa sì che noi appunto abbiamo già tutta l'isola all'interno del nostro blocco e non solo, perché comunque come potete vedere abbiamo già il nostro blocco che si è bellamente espanso e come potete vedere tra l'altro siamo riusciti anche a acquisire tramite un discorso di alleanze, ma poi ve lo faccio vedere dopo, e di più che alleanze sposalizio, siamo riusciti ad acquisire questa pezzettino di isola e portarla all'interno del nostro blocco. Poi il nostro blocco, come vedete, è anche molto forte in questa zona a nord. Non è il blocco più forte perché il più forte è l'Ok Block, però comunque anche il nostro Murakami Block non se la cava per niente male. E a tal proposito vi volevo dire appunto, guardate ragazzi, io questa roba non me la ricordavo, ma io avevo fatto un matrimonio matrilineare con il regnante di questa isola, quindi la mia figlia è entrata di diritto nel dominio di questa isola e adesso ce l'abbiamo alleata, quindi perfetto, non siamo soli, abbiamo i nostri parenti in queste zone, lui che non so quanto durerà perché è nostro nipote ma sta male, tra l'altro di una malattia che noi abbiamo evitato a diffondere, che però adesso se non erro è passata. Andiamo a vedere un attimo, esatto, vedete che non ci sono più zone con cos'era tipo la peste bianca, una roba del genere. Comunque noi l'abbiamo avuta, stavamo per schiattare, però alla fine siamo riusciti grazie al nostro medico formidabile, a sopravvivere. E vi dicevo, invece il nostro parente la sta un po' subendo e questo non va benissimo, anche perché anche il nostro Air la sta subendo, quindi insomma speriamo bene, pure la moglie tra l'altro, in sincronia, va che bravi. E, allora, importantissimo in questa puntata andare a espandere ancora di più il nostro controllo all'interno del Giappone, ma prima, ancora più importante del controllo dell'influenza che possiamo che dobbiamo ricercare per conquistare il Giappone è quello di scegliere la legacy della nostra dinastia. E signori, ve la faccio corta, tra tutte quelle che sono disponibili, tra l'altro non ho apprezzato, se devo essere onesto, il fatto che lo sfondo non sia personalizzato per il Giappone, comunque va bene. Allora, stavo dicendo, ho selezionato per voi alcune delle legacy più attinenti al nostro ruolo e al nostro pensiero e sono essenzialmente tre: l'eleganza, la legge e l'erudizione. Allora, l'erudizione, signori, non è che bisogna di spiegarvelo perché il nostro personaggio è estremamente erudito e ha tutte delle diciamo che questo focus è tutto incentrato sul fatto di essere una persona intelligente che ama circondarsi di altre persone intelligenti e che sfrutta questa sua intelligenza, questa sua cultura
per governare. Infatti, come vedete qui ci circondiamo di una corte vibrante, dopodiché qui andiamo sulla ruleship, quindi sul comando, quindi qui passiamo dall'essere ben voluti a essere ben accettati dalla Chiesa, e dopodiché si iniziano i vantaggi veri e propri di essere, di avere la conoscenza anche a livello di sviluppo del paese. Poi abbiamo delle, diciamo, delle renown, delle ricompense dal punto di vista anche economico, e ovviamente anche tanta pietà, come vedete. E poi anche andiamo a sviluppare proprio la burocrazia con la capacità di diventare degli ottimi consiglieri e avere queste skill. Quindi l'erudizione sicuramente è molto molto interessante, però ancora più interessanti sono la legge, secondo me, e l'eleganza. La legge è una legacy interessante perché va subito sulla parte delle festività e della caccia, quindi diciamo su qualcosa di recreativo, cosa che il nostro personaggio, come vi ricorderete bene, è molto festaiolo, cioè partecipa a quasi tutto, anche se non doveva rimanere recluso per paura della pestilenza, ma alla fine della festa non ci può rinunciare. Poi abbiamo però una via che si sviluppa sulla magistratura, quindi con la capacità di creare un titolo del 20%, ma soprattutto un controllo del più 0,20% al mese. E poi da qui iniziano dei vantaggi economici interessantissimi, con uno spostamento, uno slittamento sulla stewardship, che il nostro personaggio di fatto lo è. Qui addirittura andiamo invece su l'accettazione da parte di vassalli, ma anche proprio andiamo ad agire anche sulla guerra, perché come vedete i nostri vassalli presentano una tassa e un contributo monetario del più del 10% e le leve più del 10%, molto molto interessante questo. E poi gli home state, dove diventiamo ancora più grossi dal punto di vista dei territori che possiamo tenere. Interessantissima ancora di più secondo me, infatti ve la presento per ultima, è l'eleganza che ci dà comunque una capacità di avere un'attrazione migliore rispetto agli altri e una migliore forma di coesione rispetto ai gruppi appartenenti al nostro blocco, quindi interessantissimo. Qui spingiamo molto sulla poesia e il nostro personaggio, io adesso non vorrei dire una cavolata, ma il nostro personaggio è un poeta. Quindi questo tratto qui potrebbe essere interessantissimo, come interessante anche l'etichetta che ci dà più fama e ci dà sempre dei bonus sulla festività, che come vi dicevo prima il nostro personaggio è estremamente festaiolo. Qui addirittura abbiamo anche qualcosa sulla stewardship, quindi ci dà più denaro, ci dà più influenza e ci dà anche sviluppo, e questo fa parte tantissimo del nostro modo di pensare, quindi questa cosa qui mi piace tantissimo. E poi abbiamo comunque sempre qualcosa inerente alla guerra, quindi va proprio ad abbracciare un po', come suggeriscono i disegni in sottofondo, va un po' ad abbracciare diciamo la filosofia del Giappone in tutti i suoi aspetti, da quelli più intimi, familiari, fino ad arrivare a quelli più dedicati alla guerra. Io vi dico l'eleganza, ora che l'ho letta ancora con più attenzione, penso che sia il percorso giusto che avrebbe scelto il nostro caro Minamoto. Quindi andiamo a sbloccare il primo tassello di questo percorso sull'eleganza. E voilà signori, quindi abbiamo una forte coesione rispetto agli altri, proprio dal nostro casato. E poi volevo darvi una buona notizia. Io non mi sono accorto signori, ma nostra figlia che abbiamo dato in sposa l'abbiamo fatto in realtà con un legame di sangue materninerale. Quindi la nostra Lady Minamoto Wako, all'età di 47 anni, quasi 50, è diventata regina o regnante di questa piccola isoletta, quindi ce la siamo presa, e questa cosa è bellissima ed è interessantissima. Noi stiamo per far fuori in realtà il conte di quest'isola, perché andandolo a far fuori il nostro heir potrebbe diventare
potrebbe diventare il capo anche di quest'isola, quindi questa cosa sarebbe da considerare, però in realtà non so neanche se è la mossa più giusta, perché io pensavo di farlo fuori perché pensavo che lui regnasse sull'isola, ma in realtà regna la nostra figlia, quindi non so neanche io onestamente come comportarmi in questo caso. Vi dico la verità, vi dico la verità, perché sicuramente andremo a perdere, diciamo, andremo a perdere il controllo dell'isola, ovviamente, se un domani il nostro personaggio dovesse morire, il nostro Minamoto, eh, però d'altro canto comunque rimarrebbe in famiglia, sarebbe comunque nostra sorella, noi non odiamo nostra sorella a al punto tale da farla fuori e non vogliamo neanche farla fuori perché se noi la facessimo fuori il nostro personaggio perderebbe, cioè noi perderemmo l'isola, quindi non ha molto senso. Anzi, vado a abbandonare lo schema, nonostante io purtroppo abbia investito dei favori, però io lo vado ad abbandonare perché non ha più senso d'essere quello schema lì. Ehm, la bella notizia è che se lei è diventata capo dell'isola abbiamo un altro alleato per la guerra. Come vi dicevo, questo personaggio non è particolarmente amante della guerra, anzi per niente, però non è un personaggio stupido, perciò deve assolutamente dichiarare guerra a questo personaggio prima che lui possa aumentare il numero delle sue truppe. Quindi chiediamo aiuto al nostro nipote prima che ci crepi e dichiariamo guerra. Non vedo però il motivo, il perché questa mia figlia non voglia entrare in guerra. Non so perché. Non so perché non voglia entrare in guerra con noi. Io vorrei chiedergli un'alleanza, ma mi sa che non sarà possibile. Vabbè, comunque niente, dai, entriamo in guerra con lui. Allora a questo punto no, facciamo passare un attimino di tempo per vedere se magari la richiesta arriva direttamente da nostra figlia. Intanto noi stiamo aspettando che i nostri cavalieri, che non sono cavalieri, scusate, i nostri uomini che non sono ancora stati sistemati vadano al centro in modo tale da avere più truppe possibili contro questo barone qui che comunque ha solo 201 uomini, quindi non è che sia questa grande paura, cioè che ci faccia questa grande paura. Quindi cerchiamo di salire, adesso siamo già a 45, man mano saliamo, poi, cioè man mano arriveremo a 100, poi sbloccheremo le varie... è morto mio figlio. Sto dicendo, sbloccheremo la totalità dell'esercito e poi attaccheremo. È morto mio figlio, wow. Ma di cosa è morto? Della malattia. Questo era quello del Seyful. Vabbè. Vabbè, poteva essere promettente, purtroppo è andata così. C'è morto un figlio. Wow, stiamo salendo vertiginosamente con lo stress. Dovremmo ridurlo. Allora, vediamo di sfidare qualcuno a scacchi. Però in realtà non devo troppo attendere perché ho paura che lui ci schiatti. Perché comunque 47 anni, Non è che non devo attendere troppo, onestamente. Siamo al 65%. Vabbè, dai, allora qualche mese lo posso anche fare. Nostro figlio non ha motivo di rimanere nella corte, quindi va a fare un viaggio. Ah, lui è l'ambizioso di famiglia. Va bene. Tra l'altro mi assomiglia molto questo personaggio. Siamo a 75. Ok, una nuova sfida governativa. Ovviamente prendiamo il contratto, andiamo a leggere che cosa è. Allora, fondamentalmente un personaggio dice di essere guarito dalla malattia e riceve molte, diciamo, molti doni per questa cosa. E noi dobbiamo andare a giudicare la cosa. Un miracolo della guarigione, dice il titolo. Allora, interessante, praticamente questo personaggio dice di essere cieco. Potete vedere la descrizione, ok. Ma ragazzi, questo è la racconta lunga, tra l'altro ambizioso, vendicativo, arbitrario, mamma mia.
Mamma mia, vabbè, comunque dice che guarisce solo praticamente dalla cecità solo quando riceve compenso. Quindi che strano questo Buddha che guarisce quest'uomo solo tramite compenso. Quindi allora, se restituisce le reliquie e i soldi fondamentalmente possiamo far finta che non sia mai successo. Questo ci aumenta il Kukushi trait, che non sarebbe male. Oppure posso imprigionare il personaggio, avere una skills di tiranno e ok, posso salire comunque di esperienza e lui ovviamente avrà meno 30 contro di noi. Meno 30 contro di noi, un'ombra così, non lo so, non so, un 25. Oppure dire che è tutto vero e dire che praticamente il Buddha lavora in modi misteriosissimi, mettiamola così. Allora, io sono dell'idea che se restituisce le cose, per me se ne può andare anche al diavolo. Non voglio farmelo nemico questo personaggio perché è veramente molto insidioso, però non voglio neanche regalargli le robe, quindi io andrei a prendermi queste caratteristiche. Allora, ok, sì, qui ci ricorda che possiamo possiamo prendere un territorio con il nostro Air, ma non ho voluto farlo apposta, perché non voglio far fuori né il mio parente né mia figlia. Ok, va bene, c'è una famiglia nobile che si è instaurata. Ok, va bene. Adesso vediamo a che livello siamo arrivati. 95, ragazzi. Appena arriva a 100 gli chiediamo guerra instant. Intanto siamo invitati a un'altra festa. Io ci vado assolutamente. Fatemi vedere dov'è questa festa. È lontanissima, porca miseria. Qui meglio non passarci. Ok, va bene. Cerchiamo di customizzare. Io un giro qui lo farei comunque, quindi qui ci andrei. E poi vediamo di evitare. Potremmo andare a un tempio, ok, in modo tale da evitare qua. E poi al ritorno io eviterei di andare qui, quindi me ne andrei al ritorno. Possiamo farla anche un po' più lunga, tipo passare di qua, in modo tale da evitare questa zona che potrebbe essere problematica per noi. Sì, vediamo, stavo pensando se passare da quest'altro lato. Qui c'è... Ah, qui ci dà ah, ma ragazzi, non lo sapevo io. Qui ci danno dei bonus a seconda di dove passiamo. Ah, allora scusate, tanto al ritorno passiamo da qui al ritorno, così ci becchiamo questo bonus. Qui non abbiamo altri bonus. Uma è la foresta. Stare attenti, più pericolo qui. Vediamo di passare da questa zona. Ok. Sì, beh, non è che cambia, no? La togliamo allora a questo punto. Va bene, ce ne stiamo così. Ok. No, vedete, questi qua sono i vari passaggi che posso fare. Bello. Va bene, iniziamo a viaggiare. L'unica cosa che volevo fare era appunto dichiarare guerra. Ok, siamo pronti per partire. Anzi, siamo già partiti belli in grinta. Va bene, diciamo al nostro reggente comunque di di muovere guerra appena, anche se non ci sono, appena le leve saliranno di livello. Va bene, per ora tutto bene. Ok, è aumentata questo è però un figlio? Sì, tredicenne. Ok, va bene. Continuiamo il percorso. Qui si possono sposare mia figlia con questo qui, che è sì, assolutamente. Accettiamo. Diamo via una nostra figlia. Non credo di voler picchiare, di voler partecipare a un contesto marziale, quindi
Andiamo avanti. Oh, bene. Abbiamo sviluppato il learning, signori, e... vabbè, mi sarebbe piaciuto... no, no, scusate, qua. Ok. Perfetto, signori. Ho sviluppato lo Scholar che ci dà diverse caratteristiche, ma soprattutto tanto bonus a livello dello sviluppo. Perfetto. Perfetto, ora io vorrei concentrarmi però su un'altra skills perché secondo me sì, siamo forti nella, come si dice, nella parte educativa, perché potrei anche diventare un teologo, però secondo me anche la parte amministrativa non sarebbe male da provare. Non sarebbe male. E tipo fare un domain focus non sarebbe per niente male. O addirittura un duty. Però duty lo vedo più come qualcosa di più per giovani il duty. Invece il domain focus, perché no? Anche il wealth, in realtà. Anche il wealth non mi dispiacerebbe. E andiamo sul domain focus. Cambiamo quindi il nostro focus, che comunque abbiamo molto alto il livello di stewardship, quindi andiamo ad alzarlo ancora di più e vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Ok, qui sempre i soliti 3. Fatemi vedere. 100, signori. Allora siamo pronti per dichiarare guerra, anche se noi non siamo a casa, siamo a godercela. Però io direi non posso. Dovevo farlo prima. Niente, piccolo errore mio. Vabbè, allora godiamoci la passeggiata, per quando siamo tornati andiamo a prendere a schiaffi quest'uomo qui, che tanto non scappa mica. Sì. Sì. Ok, benissimo. Iniziamo quindi la festa. Ok. Vediamo il nostro obiettivo. Più che la ricreazione potrebbe essere sempre trovarci un amico. Vediamo chi potremmo portarci. Allora, il rank massimo è lui. Sì, direi che lui potrebbe essere interessante da portare al nostro lato. È anche abbastanza giovane, va bene, dai. Ce lo portiamo. Sicuramente questi sono i personaggi più di spicco di questa festa. Gli ospiti. Va bene. Andiamo avanti. Vediamo cosa accade. Consumption, Balance, Humor. Minamoto Torifusa perde il tratto del Consumption. Cioè lui ci ha invitato che stava male. Mortacci sua. Così ci fa ammalare anche a noi. Mortacci sua, oh. Ok, finalmente inizia la festa. Quindi i convenevoli sono andati. Quindi abbiamo fatto le nostre attività, ci siamo divertiti, va bene. Quindi con questo personaggio qui abbiamo migliorato la nostra amicizia. Siamo vicini a sviluppare un'amicizia tra noi e loro. Cosa c'ho io che sono tutto imbronciato? Ho capito, perché sono estremamente annoiato dal discorso del nostro amico che stiamo cercando di portarci a casa. Ok, qui posso avere una conversazione interessante per 10 anni, non male. Oppure tentare di diventare suo amico. Io direi di cambiare argomento e tentare di diventare suo amico. Ho ottenuto un favor hook su Toshi Sadatsuna. Ok, perfetto. Questo qui è il regnante di dove? Ok, è l'ospite, va bene. E qui invece cosa mi dice? Allora, qui praticamente il nostro regnante amico qua, che dobbiamo cercare di farci amico, diciamo che non apprezza molto il cibo. E abbiamo 3 opzioni: quello di dargli ragione, quello di decantare quanto è buono il cibo,
e poi quello di cambiare argomento. Io andrei su questo per dargli ragione in modo tale che diventi nostro amico. No, sì, siamo diventati suoi amici, perfetto. Perfetto, perfetto. Servirà a qualcosa questa cosa? Negozia un'alleanza, signori, assolutamente sì. Ma lui di dov'è, scusate? Scusa. No, adesso è qui. Però lui di quale casato è? Devo andare a vederlo. Però qui mi sembra giapponese, mi sembra. Cioè, scusate, giapponese, mi sembra imperiale. Però non ne sono sicuro. Intanto andiamo avanti con le festività, dopo ci guardiamo. Allora, pleasing atmosphere, quindi un'atmosfera che è molto bella e rilassata. Cosa c'è di più gioviale di una buona festa? Se lo chiede anche il nostro, cioè che lo dice il nostro personaggio. Tutti che sono contenti, bla bla bla. Va bene. Oh, possiamo toglierci molto stress, oppure toglierci meno stress, ma quindi ogni guest con l'ultimo tratto, con almeno, scusate, un tratto in comune con noi ha più 20 opinioni di noi. Wow. Oppure vabbè, lasciar perdere. Ah, interessante. Allora, questa sicuramente è una scelta molto interessante. 180. Io ho 78. Ma facciamo questa qua, dai. Quindi aumentiamo un sacco le nostre caratteristiche. Benissimo, qui intanto abbiamo stretto un'alleanza con il nostro personaggio, che era quello che ci interessava. E la festa è così finita. Non so perché si sono fatti del male alcuni personaggi. Vabbè. Comunque ragazzi, abbiamo stretto un'ulteriore alleanza importantissima con i vari personaggi. Volevo solo vedere una cosa. Dove io sono, cioè dove sono i nostri personaggi, quelli che ci vogliono bene. Eccolo qua. Lui dove sta? Ah, sta tornando a casa anche lui. Ma la casa sua dove sta? Che mi viene da dire che è proprio nel casato imperiale. Fatemi vedere. Allora, qui intanto iniziano le problematiche. O ritardiamo di 5 giorni. Ok. Qualcosa che ha fatto il medico comunque. Sì. Vabbè, non sto lì a tradurlo, non mi interessa. Non vedo perché dovrei perdere. Cioè, anche se perdo 5 giorni non succede assolutamente nulla. Assolutamente. Ok, perfetto. Ho ottenuto un po' di stewardship, che ci interessa parecchio. Bene. Bene, bene. I nostri personaggi collaterali vanno avanti. Benissimo. Ed eccomi a rientrare nel paese. Ottimo. Son recover. Ok, ok, ok. Va bene. I nostri figli stanno iniziando a tornare in salute. La mappa. Allora, questo fido personaggio è in realtà una guardia, diciamolo, no, uno spifferatore, è una spia, che, anche se non ha tratti da spia, però va bene, che ha sentito che c'è un cacciatore che nella locanda dove ha preso da bere ha sperperato tutta una montagna di soldi, mettiamola così, e ha detto che sono i soldi, il provento, diciamo, di un affare che ha concluso con un signore straniero ricco per disegnare la mappa dei nostri territori. Quindi posso essere più vigile, ok, oppure mettere il personaggio in cella, anche se è un atto di tirannia e va contro la mia esatto, le mie indole, quindi non posso farlo. Dirò che starò più attento. Eccoci tornati a casa. E ora signori, ora che siamo tornati a casa,
è il momento di dichiarare guerra a questo signore qua. Basta, vedete, ho 2 alleati, benissimo. Ovviamente faremo Enforce Administrative Integration e dichiariamo guerra. Signori, finalmente è vero che ferisce la spada, ma scusate, la penna, ma anche la spada non è per niente male da usare per ferire qualcuno. Quindi signori, nella prossima puntata, adesso siamo già a mezz'ora, andremo a vedere la nostra prima guerra sul Giappone, vedremo come i nostri personaggi riusciranno a, si spera, ad attaccare e prendere il controllo di questo territorio senza che ci siano troppe problematiche, e noi ci vediamo ad una prossima puntata. Intanto facciamo un rise del nostro esercito e noi signori ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, se vi piace questo contenuto, se vi piace lo stile con cui porto questa narrazione, questo gioco, non avete solo che da fare per aiutarmi in questo progetto a premere sul like, farmi qualche commento e seguire tutta la serie. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo a una prossima puntata. Ciao ragazzi.